fino adesso l'autonomia è stata predicata, ma non viene praticata perché di concreto non c'è ancora nulla, perché c'è la legge, ma deve essere fatta l'attuazione. Quello che viene attuato praticamente da subito è che invece è lo spoglio delle concessioni autostradali che oggi poggiano i piedi molto saldamente nei territori. Altro che autonomia, dice il coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi, la nuova riforma targata Matteo Salvini sulle concessioni autostradali va nella direzione diametralmente opposta, quella della centralizzazione, da qui un sospetto che diventa presto un attacco agli alleati leghisti. E del resto l'autonomia viene approvata adesso che c'è un governo, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, ma chi ha governato con Conte, segnatamente la Lega, in quei 5 anni per l'autonomia cosa ha fatto? Tornando alle autostrade, il tema in Veneto è dirimente perché il provvedimento varato dal governo, che presto arriverà in Parlamento, prevede di riportare allo Stato, tra le altre, le concessioni in scadenza relative alla Brescia-Padova e alla 22 del Brennero. C'è un rischio molto concreto per i nostri territori perché se pensiamo alla tangenziale sud di Verona, alla tangenziale est di Verona, al raccordo di Padova, alla tangenziale di Vicenza e in generale quello che le autostrade hanno realizzato come opere compensative, come opere straordinarie nei decenni sui nostri territori, nel momento in cui gli utili, che sono quelli che poi generavano questo tipo di risorse, vengono portati a Roma, allo Stato centrale, chi garantisce a noi veneti che quegli utili generati qua, con l'inquinamento qua, perché le autostrade generano anche inquinamento, non vadano poi spesi in tutt'altra regione. Nel novero delle concessioni che passano allo Stato non c'è, come invece preannunciato, la superstrada pedemontana veneta, i cui conti attualmente e anche nel medio termine sono in rosso. Le castagne restano quindi sul fuoco. Forse qualcuno sperava di poter trasferire i rischi di impresa dalla pedemontana allo Stato, ma ripeto, rispetto a questo c'è un contenzioso anche all'interno del governo e anche rispetto all'Unione Europea, perché ci sarebbe un aumento dei costi del debito pubblico, con il rischio anche di vedere aumentati i pedaggi per altri cittadini in altre parti del nostro paese. Un grosso, gigantesco spreco di denaro pubblico e evidentemente, coerentemente con l'autonomia, ce lo dobbiamo anche pagare del tutto. I buchi che ha fatto ce li dobbiamo pagare tutti quanti in casa. Ringrazieremo Luca Zaia anche di questo. Da capire cosa accadrà al progetto di una grande holding autostradale veneta che nelle intenzioni dello stesso Zaia doveva ricomprendere sia la pedemontana che gli altri tratti in un'ottica di equilibrio finanziario. Fonti interne di Palazzo Balbi affermano che la partita non è affatto chiusa, si prospetta quindi una serie di emendamenti in Parlamento e l'ennesimo cortocircuito politico, con le tensioni nel centrodestra che davanti adesso hanno un'autostrada per correre ancora più veloci.